volevo condividere con voi un versetto che oggi mi ha toccato e che si trova in Esodo, quando Mosè doveva parlare con il Signore e che ha trovato questo rovete ardente. E quando Mosè si è avvicinato, Dio disse: non ti avvicinare, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è sacro. In questo momento, fratelli, vi chiedo di chiudere i vostri occhi, perché siamo in un luogo santo. Quando abbiamo la presenza del Signore vicino, il luogo è santo. Perciò voi non dovete venire qua con un cuore sporco, dovete venire qua con un cuore pulito. Perciò in questo momento vi chiedo di mettere tutto ai piedi di Gesù, tutto ai suoi piedi, tutte le cose negative della settimana, tutto quello che avete dentro che non vi piace, mettetelo ai suoi piedi, perché poi voi possiate in questo momento entrare in questo culto purificati, santificati, perché questo luogo è santo. Amen. Padre Santo, in questo momento io ti chiedo di venire qui con potenza, Padre, col tuo spirito, che tu possa avere veramente libertà in mezzo a noi, che tu possa avere la libertà nei nostri cuori, nelle nostre menti, che noi possiamo essere trasformati dalla tua parola che questa sera sentiremo, che noi possiamo uscire da questo luogo trasformati, che possiamo sentire veramente una parola che ci possa dare pace e tranquillità nei nostri problemi della giornata. Padre, entra qui, Padre, benedici tutte le famiglie, benedici tutti i ragazzi, i fratelli che sono qui e ancora quelli che devono ancora arrivare, Padre. Aiutaci, Padre, a comprendere le tue parole, aprici la mente, aprici gli occhi e fa che questo culto possa essere differente da tutti gli altri culti che abbiamo sentito, perché tu sei già qua presente in mezzo a noi. Alleluia. Padre, grazie della tua presenza, che questo possa essere un culto dove noi possiamo cambiare il nostro modo di vedere, il nostro modo di pensare. E io ti chiedo questo, Padre, in nome di Gesù. Amen. Alleluia. Alleluia. Chi è felice di essere qua oggi? Amen. Amen. Più forte.
si scurò, l'amore per me si donò su quella croce. La morte non comprese come, Morte non comprese come, lui riuscì a vincere su quella croce. Ma al terzo giorno l'amore si alzò e la morte ritornò per sempre. Siamo riuniti come mani alzate al cielo, cantiamo alleluia. Ma al terzo giorno l'amore si alzò e la morte ritornò per sempre. Siamo riuniti con le mani alzate al cielo, cantiamo alleluia. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria. Egli ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria. Egli ti aspettiamo. Solo in cielo si scurò, l'amore per me si donò su quella croce. La morte non comprese come, lui riuscì a vincere su quella croce. Ma al terzo giorno, l'amore si alzò, nella morte ritornò per sempre. Siamo riuniti con le mani alzate al cielo, cantiamo alleluia. Ma al terzo giorno l'amore si alzò, nella morte ritornò per sempre. Siamo riuniti con le mani alzate al cielo, cantiamo
La sposa di Cristo. Chi è la sposa di Cristo questa sera? Che il nostro cuore possa dire giorno e notte Maranatha. Ora vieni, amato della mia anima. In nome di Gesù noi ti aspettiamo giorno e notte noi proclamiamo il tuo ritorno. Oh, alleluia. Rivestito nella sua gloria, la pienezza è dove lui sta, la sua voce avvolge cielo e terra, è quel che è in me, si prostra in adorazione. La sua presenza distrugge ciò che non è reale. Santo, Santo. La sposa dichiara Santo. Rivestito nella sua gloria, e la pienezza è dove lui sta, la sua voce avvolge cielo e terra, è quel che è in me, si prostra in adorazione. Il suo amore inonda i nostri cuori, la sua passione ci fa rivivere,
Santo,
voi state sentendo questa dolce presenza e che ogni giorno della nostra vita noi possiamo fare tesoro di questa presenza, che ogni giorno della nostra vita noi possiamo vivere questa gloria di Dio nella nostra vita, questa gloria che ci riempie, questa presenza che toglie tutto il dolore, questa presenza che cura ogni ferita. Simboleggia la presenza di Dio, ma il fuoco serve anche per purificare tutto ciò che non serve, tutto ciò che deve essere tolto dalla nostra vita, e che ogni giorno della nostra vita possiamo dichiarare: manda questo fuoco che mi purifica da dentro a fuori, manda questo fuoco che brucia tutto dentro di me, tutto ciò che non va bene, tutto ciò che deve essere tolto, tutto ciò che deve cambiare. In nome di Gesù, che ogni giorno della tua vita tu possa avere l'audacia, che tu possa avere il coraggio di dichiarare: manda questo fuoco, manda ancora fuoco. Io voglio più fuoco che brucia, io voglio più fuoco che purifica. Presenza. Alleluia. Ogni giorno più di questa presenza, gloria a Dio. Quanti possono dichiarare questa sera che stanno sentendo questa presenza di Dio? Alza la tua mano, tu che stai sentendo questa presenza, tu che durante queste lodi, durante questo momento di adorazione hai sentito la gloria di Dio scendere su questo luogo, scendere dentro di te, hai sentito la sua presenza nella tua vita, hai sentito ferite rimarginarsi, hai sentito il tuo spirito esultare in Dio. Questo è ciò che fa la presenza di Dio nelle nostre vite. C'è un salmo molto conosciuto in cui il re Davide scrive così: ti prego Dio, toglimi tutto quello che vuoi, ma non allontanarmi dalla tua presenza. Che la presenza di Dio possa essere sempre dentro di noi, possa accompagnarci in ogni momento, perché è attraverso la presenza di Dio che noi siamo più forti. È attraverso la presenza di Dio che il mondo là fuori non può corromperci. È attraverso la presenza di Dio che ogni sfida che noi affrontiamo ogni giorno sarà più facile, perché il nostro Dio è un Dio che abbatte giganti. Non c'è niente che ci è impossibile quando la presenza di Dio vive in noi e è in noi. Che questa presenza possa essere forte dentro noi, che non si fermi solamente a questi 20-30 minuti in cui adoriamo durante il culto, ma che la presenza di Dio possa accompagnarci ogni giorno della nostra vita. Amen.
dì alla persona vicino a te che la presenza di Dio ti accompagni, che la presenza di Dio ti fortifichi, che la presenza di Dio sia con te. È in questo modo che noi siamo veramente cristiani, quando la presenza di Dio è con noi. Amen. Amen. Che questa presenza possa continuare ad accompagnarci durante tutto questo culto e anche quando saremo usciti da questo luogo. Io ti invito a sederti qualche minuto. Per prima cosa chiediamo scusa per il nostro ritardo di oggi. Penso che era dal 2001 che non eravamo in ritardo a un culto, quando ancora la Chiesa non esisteva, ma abbiamo avuto degli impegni oggi, abbiamo cercato di fare il prima possibile per arrivare, siamo arrivati appena è finita la preghiera del presbitero Sandro per iniziare il culto, ma vi assicuro è stato strano entrare in chiesa e vedere già tutti seduti, non avere neanche la possibilità di salutarvi tutti uno a uno come cerco sempre di fare all'inizio di ogni culto, no? Quando è arrivati in chiesa cerco sempre di andare da tutti quanti a salutare tutti. L'Andrea mi dice sempre: tu dovresti fare il politico, non il pastore, perché vai a salutare tutte le persone quando arrivano, devi farti vedere così. Non lo faccio per farmi vedere, lo faccio perché credo veramente sia importante cominciare già la nostra unità fin da prima del culto, perché noi predichiamo che siamo uni in Cristo e quando siamo qua dentro noi dobbiamo vivere ancora di più questa unità durante il nostro culto per far sì che le nostre lodi salgano a Dio come una sola voce. Ma è stato strano vedere tutti quanti seduti, non avere la possibilità di salutarvi, quindi vi dico pace a tutti quanti, grazia e pace da Dio nostro Padre, dal Signore nostro Gesù Cristo. Shalom, che siate benvenuti a questo culto, adorarti. So che il culto è già iniziato, so che già stiamo adorando Dio, ma che ancora noi possiamo unire le nostre voci per adorarlo e per ricevere una porzione del suo Spirito Santo. Oggi sono con noi anche dei visitanti, voglio presentarli alla Chiesa. È con noi Aurora, amica di Sara, che è là dietro, e Fernanda e Aroldo, che sono insieme a Suele e a Fabio. Cosa possiamo dire come Chiesa ai nostri visitanti? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Amen. Abbiamo altri visitanti che stanno arrivando in chiesa. Paolo, chi è vicino ai visitanti può dare un abbraccio alla persona di fianco a lui e io vado a dare un... Amen. Così, cambiamo. Ok, diamo qualche avviso prima di passare al resto del culto. Questa settimana c'è il culto in casa, sarà a Torri del Benaco, quindi voi di Torri preparatevi perché saremo là al nostro culto in casa questa settimana a Torri del Benaco. Sarà un momento molto bello. Siamo entrati nella quinta serie dei nostri culti in casa. Il primo culto è stato la settimana scorsa a Stallavena, a casa giusto di Fabio e di Suele. È stato un momento molto bello, sarà un momento molto bello anche il prossimo culto in casa e tutti quelli che avverranno successivamente, quindi non mancate il nostro appuntamento dei culti in casa. Oltre a questo c'è la nostra sala di intercessione, come sempre alle ore 19:30. Siamo arrivati stasera in ritardo, come ho detto, e la Sonia stava uscendo, la missionaria Sonia stava uscendo e ha detto: è già cominciato col fuoco questo culto. Non so se si stava riferendo alla sala di intercessione,
ma può essere che si stesse riferendo proprio a quella, perché nella sala di intercessione c'è veramente il fuoco, è un momento in cui ci prepariamo per il nostro culto, quindi alle 7:30 tutti i sabati, lo sapete già benissimo, c'è la nostra sala di intercessione lì nella sala pastorale. Oltre a questo abbiamo il tè delle donne il 1° ottobre, eccoci qua con la missionaria Marta Vieira, vi aspettiamo a tutte le donne il 1° ottobre, sarà una domenica alle ore 4:30 qua in chiesa. Amen? Tutte le donne saranno presenti? Alzi la mano, quale donna non sarà presente? Quale donna non sarà presente? Benissimo. Quale uomo non sarà presente? Verranno anche gli uomini, pensa che affluenza che ci sarà. Gli uomini non sono tenuti a venire, ma se vogliono accompagnare le mogli, dopo stanno in disparte durante il culto. Magari possiamo aprire il ping pong, ci riflettiamo su cosa fare noi uomini, ma le donne avranno un culto, un tè delle donne benedetto qua alle 4:30. Ultimo avviso di oggi è il nostro corso Seguitemi, abbiamo già mandato i messaggi anche sul gruppo, l'abbiamo cominciato a presentare la settimana scorsa, lo ripetiamo, cos'è questo corso? È un corso che ci insegnerà, ci farà capire e ci farà vivere qual è la nostra chiamata. Per un cristiano che si definisce tale, che è tale, la chiamata è la cosa più importante della sua vita. Perché una volta che tu hai raggiunto la salvezza in Cristo, non puoi fermarti lì. Dalla salvezza parte un altro processo della tua vita, che è il processo della chiamata. E attraverso questa chiamata tu cominci a fare veramente l'opera di Dio, che Dio ha preparato per la tua vita. In questo corso che noi cominceremo il 18 ottobre e avrà la durata di circa 6 mesi, se non sbaglio, saranno 16 lezioni. Ho scritto tutti i messaggi sul gruppo della Chiesa, se qualcuno non ha ricevuto i messaggi poi viene a dircelo, se qualcuno non è sul gruppo della Chiesa e vuole entrare, lo mettiamo ben volentieri. E Dilson, non sei nel gruppo della Chiesa? Santo cielo, perché non sei nel gruppo della Chiesa? Sicuramente perché sei uscito. Ritorna al primo amore. Ti mettiamo, Edilson, ti mettiamo sul gruppo della Chiesa, probabilmente ci sei col numero vecchio, ma ti rimettiamo. Comunque questo corso, Seguitemi, sarà un corso molto importante, sarà un corso fondamentale per ogni operaio, per ogni leader della Chiesa, ma la cosa bella è che sarà un corso aperto a tutta la Chiesa, perché da questo corso nasceranno i nuovi leader, nasceranno i nuovi operai, nasceranno le nuove persone che si vogliono impegnare nell'opera, nelle varie postazioni, nei vari ministeri, nei vari team che ci sono all'interno della Chiesa. Per questo motivo io vi consiglio, iscrivetevi a questo corso, è un corso completamente gratuito, i fogli per l'iscrizione sono là dietro, alla fine del culto spero di ricordarmi nuovamente di mandarvi a iscrivervi, ma iscrivetevi a questo corso perché sarà una benedizione per la tua vita, per questa Chiesa, ma ancora di più per tutte quelle persone che Dio vuole siano raggiunte dal Vangelo attraverso di te. Amen. Sono stato chiaro? Chi non ha capito? L'unico che può dire che non ha capito è il papà di Paolo e anche la mamma di Paolo, perché non capiscono bene l'italiano. Tutti gli altri dicono un bel amen bello forte. 1, 2, 3. Amen. Ci alziamo in piedi, facciamo una preghiera per le decime, per le offerte. Te che hai portato la tua offerta oggi hai la libertà di portarla alla casa del Signore. Tu che sei un visitante, non preoccuparti di questo momento, è un momento per chi in questa Chiesa sa, ha fede, crede che attraverso delle persone qua presenti, attraverso dello Spirito che qua si muove, Dio possa portare persone, ancora più persone al suo regno. Per fare questo abbiamo bisogno delle risorse che Dio ci può mandare e abbiamo visto l'agire di Dio in mezzo a noi in questi ultimi mesi sotto questo punto di vista in un modo molto grande. Abbiamo ancora tanti progetti, tanti sogni che vogliamo fare in questa Chiesa, sia a livello materiale sia per progetti che vogliamo fare, tutte cose che ovviamente hanno un costo. Per questo momento io ti chiedo, tu che oggi hai in cuore di portare la tua offerta, hai la libertà di offertare. Abbiamo un nuovo banner, in questo banner c'è il l'IBAN della Chiesa. Tu che non hai il l'IBAN della Chiesa, se tu vuoi fare un'offerta in questo modo,
puoi fare un'offerta in questo modo. Se vuoi fare un'offerta attraverso il tuo bancomat perché oggi hai dimenticato i 2 euro e vuoi offrendare i 2 euro, non c'è problema, non c'è un minimo qua per fare transazioni via bancomat. Puoi offrendare 15 centesimi via bancomat, non c'è problema, la banca si riterrà tutti, ma noi accettiamo anche questa perché non la stai facendo noi, la stai facendo a Dio. Sono sicuro che Dio accetterà qualsiasi tua offerta. Per fare questo c'è la nostra missionaria Giosiane là dietro. Amen. Facciamo una preghiera allora, che veramente tutto ciò che entra oggi nelle finanze della Chiesa possa essere usato al meglio per l'opera di Dio, che Dio possa continuare a fare vedere che sta lavorando sotto questo punto di vista in mezzo a noi, e soprattutto ancora di più che Dio possa benedire le nostre case, non solamente per un fatto di prosperità, quanto ancora di più della sua presenza in mezzo a noi. Amen. Padre, nel nome di Gesù vogliamo in questo momento consacrare a te le nostre decime, le nostre offerte. Ti chiediamo, Dio, di poterle ricevere come un'adorazione che oggi noi portiamo a te, perché è questo che siamo venuti qua a fare questa sera. Non siamo venuti qua per nulla, non siamo venuti qua per passare del tempo, siamo venuti ad adorarti, e sappiamo che anche questa è una forma di adorazione per la quale noi riconosciamo ciò che tu hai fatto per noi, ciò che tu ogni giorno fai per noi. Io ti chiedo per questo, Dio, di poter consacrare queste offerte e di poterle usarle al meglio, Signore, per la tua opera, Signore, per il tuo regno in questa terra. Benedici ogni famiglia qua rappresentata, mettendo la tua mano, la tua presenza sopra ogni casa. Io ti prego per questo nel nome del tuo figlio Gesù. Amen. Nuova canzone offriamo a te, solo tu sei degno, solo tu sei degno. Una nuova canzone offriamo a te, solo tu sei degno, solo tu sei degno, degno di tutta la gloria, degno di tutto l'onore, solo tu sei degno, solo tu sei degno, degno di tutta la gloria, degno di tutto l'onore, solo tu sei degno, solo tu sei degno. Buonasera a tutti. Non voglio rompere questo clima di adorazione mentre siamo tutti in piedi, voglio fare una preghiera. Signore, grazie. Grazie perché Dio tu sei qui. Grazie papà perché possiamo sentire la tua presenza. Sappiamo, Dio, che tu sei il Dio che ci ama, Dio. E noi vogliamo imparare, papà, come possiamo piacerti di più. Noi vogliamo essere graditi a te, Dio, con la nostra vita, papà, con la nostra fede, Dio, con la nostra obbedienza, con la nostra adorazione, Dio. Noi vogliamo essere graditi a te. Signore, ti prego in questo momento per i nostri cuori. Dio, apri le nostre menti, apri i nostri cuori, papà, per ricevere qualcosa da te, Dio. Io so che Dio tu stai già parlando, so che Dio tu stai già bussando. Io ti prego, papà, perché tutte le distrazioni, tutti i pensieri, Dio, possano essere cancellati, Dio, la nostra mente possa essere focalizzata su di te, il nostro cuore, Dio, sia pronto a ricevere te. Ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. Come state? Como vocês estão? Potete accomodarvi? Vocês podem se assentar? Ups. Oggi sono un po' agitata. Hoje eu estou um pouco agitada, nervosa. È la prima volta che
predico un sabato, É a primeira vez que eu estou pregando no sábado. è la prima volta che predico con una traduzione, É a primeira vez que eu estou pregando com tradução. però oggi è un giorno speciale, davvero Mas hoje é um dia especial. non vorrei passarlo in altro modo se non qui con voi. Eu não queria passar ele de outra forma, senão aqui com vocês. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie Eu peço para vocês abrirem as vossas Bíblias in Ebrei 11, em Hebreus capítulo 11, versetti 5 e 6. versículos 5 e 6. Dicono così: per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte e non fu più trovato perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima che fosse portato via, ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. Ora senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. O texto diz: pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, e não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. In questi versetti noi leggiamo di un uomo, Enoch. Nesses versículos a gente leu de um homem que é chamado Enoque. Enoch è stato uno dei primi uomini a camminare su questa terra, E Enoque foi um dos primeiros homens que caminhou nessa terra, il settimo secondo Adamo, no? o sétimo segundo Adão. E la Bibbia non ci parla molto di questo uomo, E a Bíblia não nos fala muito desse homem, però ci dice una cosa. mas nos diz uma coisa. Sì, lui è stato uno dei primi uomini a camminare su questa terra, Sim, ele foi um dos primeiros homens a caminhar nessa terra, però non ha camminato da solo. mas ele não caminhou sozinho. Camminava con Dio. Ele caminhava com Deus. E in questo versetto ci dice che E nesse versículo nos diz que Dio gradiva Enoch, Deus se agradou de Enoque. che a Dio piaceva Enoch Deus gostava de Enoque. e lo ha portato via prima che sperimentasse la morte. E levou ele para o céu antes que ele experimentasse a morte. E oggi parleremo proprio di questo, E hoje a gente vai falar disso, perché non so voi, porque eu não sei vocês, però anch'io voglio ricevere la testimonianza che Dio mi gradisce. mas eu também quero receber o testemunho de que Deus se agrada comigo. E se siamo qui, E se a gente está aqui, io spero che non sia per piacere agli uomini, eu espero que não seja para agradar homens, io spero che sia per piacere a Dio. mas para agradar a Deus. E prima che io dica tutto quello che devo dire, E antes que eu diga tudo o que eu tenho a dizer, perché questa parola è qualcosa che io ho vissuto in questi ultimi mesi, porque essa palavra é algo que eu vivi nos últimos meses, e magari per qualcuno può essere un po' forte, e para alguém pode ser um pouco forte, voglio ricordarti questo. eu quero te lembrar isso. Dio ci ama. Deus nos ama. Noi leggiamo che Dio ha tanto amato il mondo. A gente leu que Deus amou tanto o mundo, E quindi questa è una verità immutabile. e essa é uma verdade absoluta. Dio ti ama. Deus te ama. Non c'è niente che tu puoi fare Não tem nada que você pode fazer che può farti amare di più que pode fazer você ser amado mais o di meno da Dio. ou menos de Deus. Ok? Però in questo versetto noi capiamo che Mas nesse versículo a gente entende que possiamo essere amati da Dio, a gente pode ser amado por Deus, però magari non graditi a Dio. mas não Deus pode até não se agradar da gente. E lo vediamo nel versetto 6, no? Che dice senza fede è impossibile piacergli. E a gente leu no versículo 6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, Dio ha tanto amato il mondo Deus tanto amou o mundo, e nel mondo non tutti hanno fede, e no mundo nem todos têm fé, però Dio li ama, mas Deus ama, però non li gradisce. mas Ele não se agrada deles. E oggi, se mi è possibile, E hoje, se é possível, voglio parlare proprio di questo, come possiamo essere graditi a Dio, eu quero falar disso, como a gente pode ser agradável a Deus, come possiamo piacere a Dio. como a gente pode ser, como pode Deus gostar da gente. Perché penso che ciò che è più gratificante nella vita di un cristiano Porque eu creio que a coisa mais gratificante na vida de um cristão è sapere che
Dio ci guarda é saber que Deus nos olha e sorride vedendoci sorride. ogni giorno. todos os dias. E quindi qui c'è scritto che senza fede è impossibile piacergli, Então aqui está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. il che significa che il contrario, E significa que o contrário, con la fede è possibile piacergli. com a fé, Deus pode gostar da gente. E voglio farti una domanda: chi è che ha avuto così tanta fede da essere chiamato il padre della fede? E eu quero te fazer uma pergunta. Quem teve tanta fé que foi chamado o pai da fé? Abramo, bravi. Abraão. Ok, Abramo è stato definito il padre della fede. Abraão foi o pai da fé. Ok, e chi è che chiama padre padre? E quem chama pai? O pai. I figli, no? Os filhos. Cioè, io chiamo mio papà papà perché è mio papà. Eu chamo meu pai de pai porque ele é meu pai. Voi non lo chiamate padre. Vocês não chamam ele de pai. Voi avrete altri padri, no? Vocês têm outros pais. E quindi chi è che sta chiamando Abramo padre della fede? Então quem está chamando Abraão do pai da fé? Noi. A gente. Noi chiamiamo padre Abramo perché, come ha letto anche il pastore la scorsa settimana, A gente chama Abraão de pai porque, como o pastor leu semana passada, con Gesù noi facciamo parte della discendenza di Abramo. com Jesus a gente faz parte da descendência de Abraão. Però voglio farti riflettere su questo. Mas eu quero que você reflita nisso. Noi chiamiamo padre Abramo, A gente chama Abraão de pai, ma Dio non chiama padre Abramo. mas Deus não chama Abraão de pai. Nella Bibbia possiamo leggere che Dio chiama Abramo A gente pode ler na Bíblia que Deus chama Abraão amico, de amigo. il che significa che a Dio piaceva Abramo. Significa que Deus se agradava de Abraão. Perché a noi piacciono i nostri amici, no? Porque a gente gosta dos nossos amigos. Altrimenti non saremo amici con queste persone. Não, a gente não seria amigos dessas pessoas. E quindi oggi guardiamo un po' come possiamo prendere esempio da Abramo. Então hoje a gente vai ver como a gente pode pegar Abraão como exemplo. Perché la scorsa settimana abbiamo sentito come Dio ha chiamato Abramo da Ur Porque semana passada a gente viu como Deus chamou Abraão de Ur e l'ha portato fuori dal suo paese, no? Fuori dalla sua città, e levou ele para fora do país, da cidade dele, dalla sua famiglia. da família dele. E vediamo subito che Dio si fa conoscere ad Abramo E a gente viu como Deus se revela a Abraão. e Abramo lo segue. E Abraão segue ele. Vediamo anche che Dio promette tanto ad Abramo, A gente viu que Deus prometeu tanto a Abraão. no? Un giorno gli ha detto: prova a contare le stelle o la sabbia, Um dia ele disse: tenta contar as estrelas ou a areia. questa sarà la tua discendenza Essa será a tua descendência. e la tua discendenza benedirà il mondo intero. E a tua descendência abençoará o mundo inteiro. Anni passano, Os anos passam. Abramo dopo un percorso di infertilità Abraão, depois de um percurso de esterilidade con sua moglie Sara, com sua mulher Sara, ha un figlio, tem um filho, Isacco. Isaac. E Isacco è la personificazione di una promessa compiuta. Isaac é a realização de uma promessa cumprida. Isacco è tutto quello che Dio ha detto ad Abramo lì davanti a sé. Isaac é tudo aquilo que Deus falou para Abraão ali na frente dele. E un giorno Dio parla con Abramo E um dia Deus fala com Abraão e gli dice: e diz: dammi tuo figlio, me dá teu filho, sacrificalo per me. sacrifica o teu filho. E questa storia la leggiamo in Genesi 22. E essa história a gente lê em Gênesis capítulo 22. Io l'ho letta tante volte, Eu já li várias vezes, l'ho sentita predicare tante volte já escutei várias pregações. e ogni volta E todas as vezes non riesco a capirla. eu não consigo entender. Perché dal punto di vista umano Porque do ponto de vista humano, non è normale che un padre prenda suo figlio, não é normal que um pai pegue seu filho, gli metta della legna sulle spalle coloca sobre ele madeira
e dica andiamo ad adorare. e fala para ele: vamos adorar. Sapete, non voglio parlare di adorazione oggi, Eu não quero falar sobre adoração hoje, però penso che sia importante perché è qualcosa che Dio gradisce. mas eu creio que seja importante porque é algo que Deus se agrada. Ed è anche la prima volta che proprio in questo capitolo vediamo la parola adorazione. E é a primeira vez que nesse capítulo a gente vê a palavra adoração. In tutta la Bibbia, la prima volta che viene utilizzata in questo contesto. Na Bíblia inteira, a primeira vez que ela vem utilizada nesse contexto. È vero, non so a voi, però se io penso all'adorazione, E eu não sei vocês, mas se eu penso adoração, magari mi viene in mente la musica, talvez eu penso na música, oppure un tempo personale con Dio. ou talvez um tempo privado, pessoal com Deus. E in questi ultimi mesi Dio mi ha mostrato che E nesses últimos meses Deus me mostrou que l'adorazione non inizia quando il gruppo di lode sale a adoração não começa quando o grupo de louvor sobe o quando scende, ou quando desce, quando inizia una canzone quando começa uma música o quando finisce. ou quando acaba. L'adorazione è legata al sacrificio. A adoração tem a ver com sacrifício. E non è proprio un caso che venga inserita in questo contesto. E não é um caso que ela está nesse contexto. Un padre che sta offrendo a Dio suo figlio, Um pai que está oferecendo a Deus seu filho. un padre che sta offrendo a Dio tutto quello che è più prezioso per lui. Um pai que está oferecendo tudo de mais precioso para Deus. E voglio riflettere con voi perché appena E eu queria refletir com vocês porque Abramo si reca sul monte, quando Abraão chega no monte, vediamo che non aveva solo fede. a gente vê que ele não tinha só fé. Noi sappiamo che aveva così tanta fede che pensava che Dio potesse risuscitare suo figlio. A gente sabe que ele tinha tanta fé que ele cria que Deus podia ressuscitar seu filho. Però la sua fede è stata messa in azione. Mas a sua fé foi posta em ação. La sua fede si è tradotta in obbedienza. A sua fé se traduziu em obediência. E Dio mi ha fatto capire che questa è adorazione. E Deus me fez entender que isso é adoração. Quindi lo voglio un po' riassumere questo concetto Então eu quero resumir esse conceito con questa frase. com essa frase. Dio si merita una fede radicale, Deus merece uma fé radical Dio si merita un'obbedienza totale, e merece uma obediência total. Dio si merita un'adorazione reale. Deus merece uma adoração real. E vediamo questo in Abramo. E a gente vê isso em Abraão. Una fede radicale. Uma fé radical. Abramo ha preso quello che era più prezioso per lui, Abraão pegou tudo de mais precioso para ele, quello che era più costoso per lui, aquilo que mais custava para ele, ed è stato obbediente da offrirlo a Dio. e foi obediente em oferecer a Deus, Perché? Perché voleva adorare Dio. porque ele queria adorar a Deus. E io penso questo, che lo dico anche sempre ai giovani. Eu sempre falo isso para os jovens. Noi non possiamo offrire a Dio qualcosa che non ci costa nulla. A gente não pode oferecer alguma coisa a Deus que não nos custa algo. Quindi io penso che se vogliamo gradire a Dio, E eu creio que se a gente quer ser agradável a Deus, dobbiamo avere un'adorazione che è reale, a gente tem que ter uma adoração real, ovvero non possiamo dare a Dio qualcosa che non ci costa nulla. a gente não pode dar a Deus algo que não nos custa alguma coisa. Adorare Dio ci costa tutto. Adorar a Deus nos custa tudo. Vivere per Dio ci costa tutto. Viver para Deus custa tudo. Obbedire a Dio ci costa tutto. Obedecer a Deus custa tudo. E voi mi direte, ok Sonia, Vocês vão me dizer, tá bom, Sônia? stai parlando del costo, Você está falando do custo, che è tutto quello che abbiamo, que é tudo que nós temos, quello che è più prezioso per noi. o que é mais precioso para a gente. Questo è il costo della nostra adorazione, Esse é o custo da nossa adoração, questo è il costo della nostra fede, é o custo da nossa fé, questo è il costo della nostra obbedienza. é o custo da nossa obediência. Però per quale scopo? Mas para que motivo? Qual finalidade? Immaginate, voi entrate in una concessionaria, Vocês entram numa concessionária ok?
e parlate con il venditore di macchine, vocês conversam com a pessoa que vende o carro, non so se ha un nome specifico, não sei se tem um nome específico, e questo venditore vi proporrà di sicuro il prezzo di una macchina, e esse vendedor vai propor o preço do carro, però non vi propone solo il prezzo, mas não vai propor somente o preço, vi propone anche i benefici di questa macchina, propõe também os benefícios do carro. i pregi di questa macchina. Os benefícios. E poi sarà il compratore E depois vai ser o comprador che deciderà que vai decidir se vale la pena o no comprare questa macchina. se vale ou não a pena comprar o carro. Metterà da una parte il prezzo che deve pagare per comprare questa macchina Ele vai colocar de um lado o preço que vai ter que pagar para comprar o carro e dall'altra i benefici che ne avrà nel avere questa macchina. e do outro lado os benefícios que ele vai ter em comprar o carro. Ed è un po' questo che io voglio fare con voi stasera. E é um pouco isso que eu quero fazer com vocês hoje. Vi ho proposto il prezzo di vivere una vita che piace a Dio. Eu estou propondo para vocês o preço de viver uma vida que agrada a Deus. E qual è il prezzo? E qual é o preço? Tutto. Tudo. Però voglio anche presentarvi i benefici di vivere una vita che piace a Dio. Mas eu quero apresentar os benefícios de viver uma vida agradável a Deus. Voglio andare con voi in Daniele 3, Quero ir com vocês em Daniel, capítulo 3, versetto 16. versículo 16. Noi forse conosciamo un po' questa storia, però voglio darvi anche un po' un contesto per comprenderla meglio. Talvez você já conheça essa história, mas eu quero dar um contexto para compreender melhor. Sappiamo che Israele è stata invasa da Babilonia A gente sabe que Israel foi invadida pelos babilônicos e gli uomini, i giovani della classe alta di Israele, e os homens, os jovens da classe alta de Israel, quelli intelligenti, belli, os inteligentes, bonitos, nobili, nobres, sono stati deportati a Babilonia foram levados para a Babilônia per essere formati dagli eunuchi, dalla corte, para serem instruídos das pessoas do palácio e per poi diventare a loro volta dei funzionari di Stato, come li chiameremo oggi. para depois trabalhar para o Estado. E vediamo che è quello che è successo, no? A gente vê que é o que aconteceu. Questi tre uomini, Anania, Azzaria e Misael, Esses três homens, Ananias, Misaías, tre uomini, sono stati al palazzo, alla corte del re, eles foram até o palácio do rei, sono stati formati eles foram instruídos e poi sono diventati dei funzionari di Stato. e depois viraram pessoas que trabalhavam pelo Estado. E in questo momento vediamo che il sovrano fa erigere una statua molto alta E a gente vê que o rei mandou fazer construir uma estátua muito alta e dà questo decreto: tutti quanti al rumore della musica e deu esse decreto: todos ao som da música si dovranno piegare e adorare questa statua. deveriam se dobrar e adorar a estátua. E qui non sta dicendo basta ai culti strani, Ele não está dizendo acabou os cultos de outras religiões, adorate solo questa statua. vocês têm que adorar somente essa estátua. No, no. Não. Semplicemente quando sentirete il suono della musica, Somente quando vocês escutarem o som da música, adorerete questa statua. vocês vão adorar a estátua. E qui vediamo questi tre uomini che quando la musica comincia a suonare E a gente vê esses três homens que quando a música começa a tocar, non si piegano, eles não se dobraram. non si mettono ad adorare questa statua. Eles não começam a adorar a estátua. E Nabucodonosor sente questo, viene a scoprirlo, E o rei Nabucodonosor descobre disso, fa chiamare questi tre uomini manda chamar os três homens e li deride, addirittura dice così: chi è che potrà salvarvi dalla mia mano? Ele começa a tirar sarro deles e diz: quem poderá salvar vocês da minha mão? Perché la pena Porque a pena era la fornace. era a fornalha.
se non ti mettevi ad adorare questa statua, Se você não começava a adorar a estátua, dovevi morire. você tinha que morrer. E io amo la risposta di questi 3 uomini. E eu amo a resposta desses 3 homens. Al versetto 16 dicono così: No versículo 16 dizem: O Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, re. Ma anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isto. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Io credo che in questi 2 versetti possiamo vedere tutto quello che abbiamo visto anche in Abramo. E nesses 2 versículos a gente pode ver tudo o que a gente já viu sobre Abraão. No, prima abbiamo detto che Dio si merita una fede radicale Antes a gente disse que Deus merece uma fé radical, e questi giovani lo dimostrano. e esses jovens demonstraram isso. Hanno detto Dio può fare qualsiasi cosa, Eles disseram: Deus pode fazer qualquer coisa, quindi può salvarci. então Ele pode nos salvar. Questa è una fede radicale. Essa é uma fé radical. E poi dopo dicono così, ma anche se lui non lo facesse, Depois eles dizem: mesmo se Ele não fizer isso, noi comunque non ci prostreremo. de qualquer jeito a gente não vai se dobrar. Io considero questa un'obbedienza totale. E eu considero isso uma obediência total. E vediamo che loro decidono di adorare solo Dio. A gente vê que eles decidem adorar somente a Deus. E anche qui vediamo che questa è un'adorazione reale. E a gente vê que isso é uma adoração real. E voi direte, questo ok, Sonia? Você pode dizer: tá bom, Sônia? Abbiamo capito, il prezzo è alto, è la propria vita in questo caso. A gente entendeu, o preço é alto, é a própria vida nesse caso. Il costo è caro, è tutto quello che loro erano letteralmente. O custo é caro, é tudo que eles eram literalmente. Qual è questo beneficio? Qual é esse benefício? Beh, dobbiamo andare avanti con la storia perché A gente tem que seguir com a história, porque vediamo che questi 3 uomini, Anania, Azaria, Misael, a gente vê que esses 3 homens, vengono gettati all'interno della fornace eles foram jogados e penso che qui possiamo vedere qual è il beneficio di pagare tutto per Dio. e aqui a gente consegue ver o benefício de pagar tudo para Deus. Non solo vediamo questi 3 uomini che sono liberi, Não só a gente vê esses 3 homens livres, senza lacci, sem laços, però vediamo che camminano vicino a Gesù. mas a gente vê eles caminhando perto de Jesus. Tanti si chiedono se davvero fosse Gesù, se fosse magari un angelo, questo quarto uomo, scusatemi. Tantos se perguntam se era realmente Jesus esse quarto homem, Però io penso che fosse davvero Dio. mas eu penso que de verdade era Deus. Perché io credo che quando Dio gradisce qualcuno, Porque quando Deus se agrada de alguém, Dio cammina con questa persona. Deus caminha com essa pessoa. E questo è il beneficio. E esse é o benefício. In Ebrei abbiamo letto che Dio, scusatemi, Em Hebreus a gente leu que Dio
Aspettate, mi manca la parola. Che Dio ricompensa, ecco, Dio ricompensa quelli che lo cercano. E Deus recompensa os que o buscam. E io penso che questa sia la ricompensa. E eu creio que essa seja a recompensa. Dio. Deus. Noi paghiamo tutto e offriamo il nostro corpo come un sacrificio vivente a Dio. A gente paga tudo e oferece o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus. E Dio cammina con noi. E Deus caminha com a E gente. Dio si fa vedere a noi. E Deus se mostra e se revela a gente. E Dio ci chiama amici. E Deus nos chama de amigos. Sapete, uno degli uomini che Dos homens que in questo periodo mi ha molto ispirata nesse período me inspirou muito si chiama Jim Elliot ed è un missionario. se chama Jim Elliot. Ok? E quando era giovane ha scritto questo: E quando ele era jovem, ele escreveu isso. Dio, io ti prego, Deus, eu te peço, accendi questi bastoni che sono la mia vita, acende questa legna che è la mia vita, essa lenha que é a minha vida, perché io possa bruciare per te. para que eu possa queimar por você. Consuma la mia vita, mio Dio, Consuma a minha vida, ó Deus, perché è tua. porque é tua. Non cerco una vita lunga, Não busco uma vida longa, ma una vita piena, mas uma vida cheia, come la tua, Gesù. como é a tua, Jesus. E vi voglio un po' raccontare la sua di vita. Eu quero contar para vocês a vida dele. Lui, come ho detto, è stato un missionario Como eu já disse, ele foi um missionário. e sentiva di avere questa chiamata per questa popolazione che ancora non era stata raggiunta. Ele tinha essa chamada, ele sentia que tinha uma chamada para esse povo que ainda não tinha sido alcançado. Nessuno era potuto entrare all'interno di questa tribù E ninguém podia entrar dentro dessa tribo, perché erano molto violenti porque eram muito violentos. e uccidevano tutti quelli che ci provavano. E eles matavam todos que tentavam entrar. E quindi dopo tante preghiere lui e i suoi amici Depois de muita oração, ele e os amigos dele hanno capito che quello era il momento per avvicinarsi entenderam que aquele era o momento para se aproximar e per potenzialmente entrare all'interno di questa tribù para poder tentar entrar dentro dessa tribo e condividere il Vangelo. e compartilhar o evangelho. Il fatto è che mentre loro non se l'aspettavano, O fato é que quando eles não estavam esperando, tutti gli uomini della tribù li hanno accerchiati os homens da tribo rodearam eles e li hanno uccisi. e mataram eles. Jim Elliot era molto giovane, era appena sposato, aveva una bambina piccolina. Jim Elliot, ele era muito jovem, tinha acabado de casar, tinha uma filha pequena. Eppure aveva deciso di offrire la sua vita come un sacrificio per Dio, E ele decidiu oferecer a sua vida como sacrifício a Deus, perché lui amava Dio. porque ele amava Deus. E lui amava anche quelle persone, ovviamente. Ele amava aquelas pessoas, obviamente. E beh, quella giornata lui e tutti i suoi amici sono stati uccisi. Naquele dia, ele e os amigos dele morreram. Leggendo un po' questa storia mi ha affascinato il fatto che E lendo essa história, eu fiquei fascinada pelo fato que gli uomini di quella tribù, os homens daquela tribo, mentre uccidevano Jim Elliot e tutti i suoi amici, enquanto estavam matando Jim Elliot e os amigos dele, hanno visto fra gli alberi degli uomini vestiti di bianco viram entre as árvores homens vestidos de branco. e dopo anni si sono chiesti che cosa fossero, E depois de anos, eles ficaram se perguntando quem eram. però era ovvio che erano angeli, no? Mas era óbvio que eram anjos. E se questi uomini, questi assassini, oggi li definiremo, E se esses homens, ou assassinos, como a gente poderia definir eles, hanno visto angeli, eles viram anjos, chissà cosa hanno visto Jim Elliot e i suoi amici missionari. quem sabe o que viram Jim Elliot e os seus amigos missionários? E sono convinta che hanno visto il cielo aperto, E eu sou convencida que eles viram os céus abertos, hanno visto Dio, eles viram Deus. perché io so che chi si offre come sacrificio, chi vive una vita che piace a Dio, Porque eu sei que quem vive uma vida que agrada a Deus, vede Dio. vê Deus. Finisco questa storia anche se magari non c'entra molto con la mia predica, Eu vou terminar essa história mesmo se não tem muito a ver com a pregação, perché ha un finale positivo. porque tem um final positivo.
la moglie di Gimeliot ha cominciato a pregare per questa tribù, A mulher de Gimélia começou a orar para essa tribo. chiedeva a Dio di mandare persone a questa tribù perché potessero condividere il Vangelo. Pedia a Deus para que levasse pessoas para compartilhar o evangelho na tribo. Potete immaginarvi chi Dio ha mandato? Vocês podem imaginar quem Deus enviou? Lei, Ela. con una bambina piccolina. Com uma criança pequenininha. Miracolosamente lei è potuta entrare, Milagrosamente ela pôde entrar. nessuno le ha fatto nulla, Ninguém fez nada com ela. anzi, alcune persone hanno dato la loro vita a Gesù, Algumas pessoas entregaram as suas vidas a Jesus hanno visto il perdono di questa donna e viram o perdão dessa mulher che è entrata nonostante anni prima questi uomini avevano ucciso il marito, e entrou mesmo se anos atrás esses homens tinham matado o marido dela e ha cominciato pure a tradurre la Bibbia nella loro lingua. e começou até a traduzir a Bíblia na língua deles. E io credo questo, E eu creio isso, che noi leggiamo le storie di questi uomini, a gente lê as histórias desses di homens, queste donne, dessas mulheres, e vediamo che vita hanno vissuto. e a gente vê a vida que eles viveram. Vediamo uno dei primi uomini sulla terra, A gente viu um dos primeiros homens na terra, il padre della fede, o pai da fé, funzionari di Stato, os funcionários de Estado, missionari, missionários. e magari noi li ammiriamo, Talvez a gente admira eles, però Dio non li chiama così, mas Deus não os chama assim. li chiama amici Ele chama de amigos e sorride guardando la loro vita. e ele sorri olhando para a vida deles. E io credo che la stessa cosa può succedere a noi. Eu creio que a mesma coisa pode acontecer com a gente. Che Dio può guardare la tua vita ed essere soddisfatto, E Deus pode olhar para a tua vida e se agradar, essere orgoglioso. se orgulhar. E forse mi direte, Sonia, è molto difficile quello che tu stai dicendo. Talvez vocês vão me dizer, Sônia, é muito difícil o que você está dizendo. Una fede radicale, Uma fé radical, un'obbedienza totale, uma obediência total, un'adorazione reale, uma adoração real. sembrano difficili. Parece difícil. Però io penso che noi siamo molto bravi a rendere difficili le cose semplici. Mas eu creio que a gente é muito bom em deixar difícil as coisas simples. E mentre io stavo imparando queste cose, mentre Dio mi stava insegnando tutto questo, Enquanto Deus estava me ensinando tudo isso, io lavoravo in un centro estivo. eu estava trabalhando num centro, Scuola estiva. numa escola de verão para as crianças. Ok. E c'era questo bambino che è stato con me dalla prima settimana fino all'ultima. E tinha essa criança que ficou comigo da primeira até a última semana. E tutti i giorni lui veniva da me, E todos os dias ele chegava para mim mi diceva: maestra, e dizia: professora, io voglio seguirti. eu quero te seguir. Posso seguirti? Eu posso te seguir? Tutti i giorni. Todos os dias. Non ho mai visto così tanta integrità in una persona come in un bambino di 5 anni. E eu nunca vi tanta integridade como numa criança de 5 anos. Perché lui non solo diceva io voglio seguirti, Porque ele não somente dizia eu quero te seguir, lo faceva davvero. ele fazia de verdade. Ovunque io andassi, Em qualquer lugar eu fosse, sapevo che lui era lì. eu sabia que ele estava ali. A volte dovevo andare in bagno Às vezes eu tinha que ir pro banheiro, e facevo qualche passo fuori dalla classe eu dava alguns passos fora da sala e lui era lì. e ele estava ali. Ogni volta dovevo spiegargli che dovevo andare in bagno, mi doveva un attimo lasciare qualche minuto. Todas as vezes eu explicava que eu tinha que ir pro banheiro, então ele tinha que me deixar por alguns segundos, minutos. Però davvero, ogni volta che io chiamavo i bambini, lui era il primo ad arrivare. E todas as vezes que eu chamava as crianças, ele é o primeiro que chegava. Io non so spiegarmi quello che lui vedeva in me, E eu não sei explicar o que ele via em mim, davvero. de verdade. Però lui ogni giorno mi seguiva. Mas todos os dias ele me seguia. Ma non solo mi seguiva, me lo diceva, io voglio seguirti. Mas ele não só seguia, ele me dizia, eu quero te seguir. E io credo che tutto quello che ho detto si riassume in questo. E eu creio que tudo aquilo que eu disse se resume nisso. A volte la fede radicale, Às vezes a fé radical, l'obbedienza totale, a obediência total, l'adorazione totale a adoração total, inizia da un cuore che dice maestro, io voglio seguirti, começa de um coração que diz, professor, eu quero te seguir. io posso seguirti. Eu posso te seguir.
E il fatto è che è così semplice O fato é que é tão simples che un bambino di 5 anni ci riesce. que uma criança de 5 anos consegue. E anche noi possiamo. E a gente também pode. E quindi io non so come tu vedi Dio. Então eu não sei como você vê Deus. Forse tu guardi al sacrificio che devi fare per Dio Talvez você olhe para o sacrifício que você tem que fazer para Deus. e pensi che è tanto grande. E você pensa, é tão grande. Però qual è la ricompensa? Mas qual é a recompensa? È Dio. É Deus. È Dio. É Deus. E io credo che tutto inizia da un cuore che dice: Maestro, io voglio seguirti. Eu creio que tudo começa de um coração que diz, professor, eu quero te seguir. Io voglio seguirti. Eu quero te seguir. Sono sicura che questa era la realtà di Abramo tutti i giorni, Tenho certeza que essa era a realidade de Abraão todos os dias, di questi 3 uomini, desses 3 di homens, Israele, de Israel, di Jim Elliot, di Elizabeth Elliot, de Elliot, Elizabeth e Elliot, che è sua moglie. é a mulher dele. E io prego che sia la nostra. E eu oro para que seja a nossa. Io so che Dio ci ama Eu sei que Deus nos ama. e io so che Dio vuole essere soddisfatto con la sua Chiesa. Eu sei que Deus quer se agradar com a sua igreja. Prima Gabi ha detto che noi siamo la sposa di Cristo Antes a Gabi disse que nós somos a noiva de Cristo e la moglie vuole piacere a suo marito, vero? e a esposa quer que o marido se agrade dela. Il giorno del matrimonio si fa bella per lui O dia do casamento ela se arruma toda para ele e il marito gradisce questo. e o marido se agrada com isso. E io credo che la stessa cosa è con Dio. E eu creio que a mesma coisa é com Deus. Noi dobbiamo prepararci A gente precisa se arrumar per piacere a Dio. para agradar a Deus. E non è difficile, Não é difícil, è molto semplice in realtà. é muito simples na realidade. Inizia con un maestro, io voglio seguirti, posso seguirti Começa com o mestre, eu quero te seguir, eu posso te seguir ogni giorno todos os dias e farlo. e fazer isso. Amen. Voglio chiederti Amen. di alzarti. Quero pedir para você se levantar. Preghiamo, Signore, io ti ringrazio per questo tempo. Io ti chiedo, Dio, di mettere nel nostro cuore, papà, un desiderio di piacerti. Dio, se qualcuno è entrato da quella porta, Dio, con altri desideri, con altre pretese, se non piacere a te, io ti prego, brucia questi altri amori, Dio, brucia questi desideri, Dio, di piacere agli altri, di gradire gli altri, perché Dio, noi sappiamo che tu sei l'unico, papà, che se lo merita, Dio. Tu meriti che io diventi un sacrificio vivente per te, Dio. Tu meriti che io ti dia tutto, tu meriti che tutti noi ti diamo tutto, Dio. Tu meriti l'adorazione più alta, tu meriti la lode più elevata, Signore. Tu sei l'unico che se lo merita, Dio. Tu sei l'unico che si merita tutto, papà. E Dio, io penso che in questa chiesa ci siano tante persone, Dio, che hanno un grido nel loro cuore di essere chiamate amici tuoi, papà. E io ti prego, papà, perché Dio tu possa aiutarci, papà, magari dandoci un desiderio di seguirti giorno dopo giorno, papà, quando le cose si diventano difficili o quando le cose sono facili, papà. Dacci un cuore come questo bambino, Dio, che qualunque cosa succedeva, Dio, era intenzionato a seguire me, Dio. Dacci lo stesso cuore verso di te, Dio. Dacci un cuore che è disposto a seguirti quando, Dio, non è conveniente, papà, quando è rischioso, Signore. Dacci un cuore che è disposto ad amarti, ad adorarti, Dio, quando siamo gli unici a farlo, papà. Noi vogliamo piacere a te, Dio. Io davvero desidero vedere un volto sorridente sulla tua chiesa, papà, quando la guardi. E io ti prego, papà, perché tu possa iniziare da me in primis, Dio, che tu quando guardi me possa essere soddisfatto, possa essere orgoglioso, Signore, che tu possa fare la stessa cosa per ognuno di noi, Dio. Io ti prego, papà, perché tu possa chiamarci amici, perché, Dio, non importano i titoli che abbiamo, davvero questo è l'unico che resta in eterno. E io ti prego per ognuno di noi, nel nome di Gesù. Amen.
tuo spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Io voglio stare vicino a te, desiderare di piacere a te. Io voglio fare la tua volontà e adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani per adorarti, per adorarti. Dammi il tuo cuore, Padre, e che cresca in me il carattere di Cristo e del tuo spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Io voglio stare vicino a te, desiderare di piacere a te. Io voglio fare la tua volontà e adorarti, e adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorare. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti, per adorarti, per chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te, fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te, fai che sia io, fai che io veda la gloria tua.
gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce, Santo, Santo. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce, Santo, Santo. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce, Santo, Santo. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce, Santo, Santo. La terra canta, il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. La terra canta, il cielo adora che tutti gridano che tu sei santo. Insieme con gli angeli. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce, Santo, Santo. Con gli angeli. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce, Santo, Santo. La terra canta, il cielo adora e tutti gridano e tu sei santo. La terra canta, il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. Che tu sei santo. Tu sei santo. Questa sera ci siamo rallegrati della presenza di Dio in mezzo a noi. Essa noite a gente se alegrou com a presença de Deus no nosso meio. È stata una notte bellissima la presenza del Signore. E foi uma noite linda na presença de Deus. Io credo che Dio abbia parlato a tutti i nostri cuori E eu creio que Deus falou aos nossos corações. e tutto ciò che questa sera Lui ci ha detto, E tudo que nessa noite Ele disse pra gente, che possa mettere un buon seme dentro di noi. que possa colocar uma boa semente dentro da gente. Ma prima che il culto finisca, Mas antes que o culto acabe, vogliamo fare un ultimo momento questa sera. queremos fazer um último momento nessa noite. Io voglio chiedere anche al gruppo di Lode se può scendere. Quero pedir também pro grupo de louvor para descer. Dopo tornerete su, dopo facciamo i nostri auguri di buon compleanno, quindi ve li chiameremo per suonarci tanti auguri ai Depois nostri vocês festeggianti. vão voltar para cantar parabéns para os aniversariantes.
Però volevamo concludere, prima di concludere questo culto, volevamo fare questo atto. Mas antes de terminar o culto, a gente quer fazer esse ato. Voglio raccontarvi una piccola testimonianza Quero contar um pequeno testemunho che ho già raccontato all'ultimo culto dei giovani. que eu já contei no último culto dos jovens. È successo che diversi mesi fa Aconteceu que alguns meses atrás, l'Andrea ha fatto un sogno a Andrea teve um sonho profetico. profético. Non è la prima volta che l'Andrea ha già avuto rivelazioni da Dio attraverso i sogni, E não é a primeira vez que a Andrea teve revelações de Deus através dos sonhos, ma questo sogno ci ha fatto un po' paura, mas esse sonho nos assustou um pouco, perché quando l'Andrea si è svegliata, porque quando a Andrea acordou, subito mi ha detto così: na hora ela me disse: ho sognato che qualcuno uscirà dalla chiesa. eu sonhei que alguém vai sair da igreja. E sapete, sul momento, no? E no momento, Non sono rimasto così preoccupato, eu não fiquei tão preocupado, perché ho visto gente uscire, entrare dalla chiesa. porque eu vi gente sair e entrar na igreja. È una cosa che succede purtroppo. É uma coisa que acontece. Torturati, A gente foi torturado, perché volevamo sapere chi era questa persona porque a gente queria saber quem era essa pessoa e forse ancora di più e talvez ainda mais che cosa era successo, che cosa sarebbe successo in chiesa o que iria acontecer na igreja per far sì che questa persona uscisse dalla chiesa. para que essa pessoa saísse da igreja. Quale grande scandalo, Qual o grande escândalo? quale grande litigio. Qual grande briga? No, qualcosa deve essere qualcosa di molto importante Tinha que ser uma coisa muito importante. se una persona importante della chiesa esca dalla chiesa. Se uma pessoa importante da igreja iria sair da igreja. Questo finché un po' di tempo fa Isso até algum tempo atrás, non abbiamo ricevuto una notizia, a gente recebeu uma notícia. e il fatto che oggi la predicatrice E o fato que hoje a pregadora non è stata l'Andrea, não foi a Andrea, neanche io, não fui eu, ma è stata la nostra diaconessa Sonia, mas foi a nossa diaconisa Sônia, non è un caso, não é um caso. perché come alcuni di voi già sanno, Porque como alguns de vocês já sabem, ma altri no, alguns não, domani mattina la Sonia partirà per un viaggio missionario. amanhã de manhã ela vai ir para uma viagem missionária. Non è un semplice viaggio missionario, Não é uma simples viagem missionária. è qualcosa che Dio ha messo già nel suo cuore da tanto tempo, É algo que Deus já colocou no coração dela há tempo. e in questo lungo tempo le ha fatto diversi sacrifici per questo viaggio. E nesse tempo ela fez muitos sacrifícios para essa viagem. Penso sacrifici che l'hanno portata a portare questa parola oggi, no? Sacrifícios que levou ela a trazer essa palavra hoje. Lei farà 3 mesi di scuola missionaria in un'altra città Ela vai fazer 3 meses de escola missionária em outra cidade. e successivamente sarà inviata in un altro paese per altri 3 mesi. Depois ela vai ser enviada em outro país por mais 3 meses. Ancora non sa la destinazione in cui sarà inviata, Ela não sabe ainda o lugar onde ela vai ser enviada. molto probabilmente andrà in un paese in cui il Vangelo non è accettato o addirittura perseguitato. Muito provavelmente ela vai em um país em que o evangelho não é aceito e também perseguido, talvez. Ma avete visto questa sera Aí vocês viram hoje come lei non teme questo? como ela não tem medo disso. Ma penso che la predicazione di oggi Mas eu creio que a pregação de hoje risalti ancora di più quanto brucia nel suo cuore vivere per questo. ressalte ainda mais no coração dela quanto queime viver para isso. Questo viaggio che farà è un viaggio che le è costato molto, Essa viagem que ela vai fazer é uma viagem que custou muito para ela, sia a livello di sacrifici, tanto no nível de sacrifício, perché ha dovuto cominciare a lavorare per questo viaggio, porque ela teve que começar a trabalhar para essa viagem, perché sicuramente perderà altre opportunità durante questi 6 mesi, porque ela vai perder outras oportunidades durante esses 6 meses, e poi ovviamente a livello economico le è costato tanto. e também no nível econômico custou muito. Ma io voglio ricordarvi una cosa questa sera. Mas eu quero lembrar vocês de uma coisa hoje. Noi ci chiamiamo ADM Verona. A gente se chama ADM Verona. ADM Verona significa Assemblea di Dio Missioni.
ADM significa Assembleia de Deus Missões. Noi siamo una chiesa missionaria. Nós somos uma igreja missionária. E non solo perché siamo una missione di un'altra chiesa, E não somente porque somos uma missão de outra igreja, ma perché noi abbiamo un incarico missionario. mas porque a gente tem um cargo missionário. E Sonia E Sônia è la prima vera missionaria é a primeira verdadeira missionária. che in questi 3 anni come chiesa noi stiamo inviando. E nesses 3 anos como igreja nós estamos enviando. C'è una frase che mi piace molto Tem uma frase que eu gosto muito, che dice che una chiesa grande que diz que uma igreja grande non è una chiesa con tanti membri, não é uma igreja com muitos membros, ma è una chiesa che invia tanti membri. mas é uma igreja que envia muitos membros. E Sonia è la prima missionaria in questi 3 anni che viene inviata. E a Sônia é a primeira missionária nesses 3 anos que vai ser enviada. E io vorrei fare un atto insieme a voi questa sera, E eu queria fazer algo junto com vocês nessa noite. perché se tu credi nell'importanza di queste missioni, Porque se você acredita na importância dessas missões, se tu credi quanto Dio può fare attraverso l'inviare vite in altri paesi per portare il Vangelo, se você acredita em quanto Deus pode fazer através de enviar vidas para outros países pregar o evangelho, io ti chiedo questa sera di investire in questo. eu peço para você investir nessa noite nisso. Facciamo qualcosa che non siamo abituati a fare oggi. Vamos fazer algo que a gente não está acostumado a fazer hoje. Ma io vorrei chiedere se può essere portata qua davanti quella bandiera. Mas eu queria Chiedo pedir se pode ser trazida a Rose se può bandeira. venire qua insieme alla Vittoria A Rose se pode vir junto com a Vitória per tenere questa bandiera qua davanti. para segurar a bandeira aqui na frente. E io voglio chiedere 2 cose a te. E eu queria te pedir 2 coisas. A te che credi nelle missioni Para você que acredita nas missões e a te che credi nell'avanzamento del regno di Dio su questa terra. e você que acredita no avançamento do reino de Deus aqui na terra. Non è un'offerta che ti chiediamo di fare a Sonia Não é uma oferta que a gente está pedindo para fazer para a Sônia e ancora di meno alla Chiesa, e ainda menos para a igreja. ma io ti chiedo di fare un'offerta questa sera per il regno di Dio, Mas eu peço para você fazer uma oferta para per o reino de Deus, l'avanzamento del regno di Dio. para o avançamento do reino de Deus. In questo momento io ti chiedo di ciò che è nel tuo cuore, Eu te peço para aquilo que está no teu coração, portarlo in questa bandiera trazer aqui nessa bandeira, per benedire questo viaggio missionario che Sonia farà. para abençoar essa viagem missionária que a Sônia vai fazer. E successivamente io ti chiedo E depois eu te peço di andare da Sonia, para ir lá até a Sônia, darle un abbraccio, dar um abraço, darle una parola di uma benedizione, palavra de bênção, che questa tua benedizione possa accompagnarla in questi 6 mesi. e essa tua bênção possa acompanhar ela por esses 6 Che lei meses. si ricordi sì che qua c'è una Que chiesa ela venha se lembrar que aqui tem uma igreja che la ama, che le vuole bene, che la sostiene, que ama ela, que apoia ela, ma ancora di più che questa benedizione mas ainda mais que essa bênção possa farle sentire che grande peso che la sua vita ha sul regno di Dio, possa fazer ela sentir o grande peso que a vida dela tem para o reino de Deus. che possa essere un esempio per tanti di noi, Que ela possa ser um exemplo para muitos de nós, di andare per il mondo, de ir pelo mundo, predicare il Vangelo ad ogni creatura, pregar o evangelho para cada criatura, battezzare persone nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, batizar pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito insegnando Santo, tutto ciò che Gesù ci ha comandato. ensinando tudo que Jesus nos mandou. Facciamo in questo momento questa offerta, questa benedizione, tutto il ricavato sarà donato a Sonia, ma ti ripeto, non sarà un'offerta per Sonia, è un'offerta per il regno di Dio. Vamos fazer nesse momento essa oferta. Repito, não vai ser para a Sônia nem para a igreja, mas pelo reino de Deus. E poi andate a dare un abbraccio a questa missionaria del E Signore, depois vão dar um abraço nessa missionária de benedicendo Deus, la sua vita. abençoando a vida dela. Amen. Amém. Possiamo mettere una musica A per gente pode piacere in colocar questo momento? uma música de fundo.
Sonia, puoi venire un attimo? Questa è un'offerta della tua chiesa, Questa é uma oferta da tua igreja, è un'offerta per quello che tu stai andando a fare. uma oferta para aquilo que você vai fazer. Io posso veramente benedire questo tuo viaggio. Deus possa abençoar essa viagem, E come tu hai detto questa sera, como você disse essa noite. posso farti sentire che Lui sta camminando sempre con te. Possa Ele fazer sentir que Ele está caminhando sempre com você. No, volevo solo ringraziarvi. Queria só agradecer vocês. Davvero, tornerò di sicuro dopo 6 mesi. Com certeza eu vou voltar depois de 6 meses. Però grazie. Mas obrigado. Amen. Facciamo un altro applauso a Sonia. Amen. Tanti potremmo pensare che coraggio che ha Sonia per fare questo viaggio, che coraggio che ha per lasciare tutto, andare a fare questi 3 mesi di scuola e poi 3 mesi in un paese che non saprà, che non sa qual è, chissà che cosa si troverà incontro, che coraggio, che audacia, ma Sonia ha detto una parola molto bella quando raccontava la storia di quel missionario prima, che questo missionario non è che aveva coraggio di andare in giro, ma questo missionario amava quel popolo in cui è andato a predicare. E penso che questo sia lo stesso sentimento che c'è in Sonia questa sera. Non è tanto il coraggio che la spinge a fare questo, ma è l'amore per l'opera di Dio, l'amore per le persone che ancora hanno bisogno di conoscere il nostro Signore. Quindi veramente Sonia, che Dio possa benedirti in questo tuo viaggio. Amen. Amen. Stiamo per concludere il nostro culto. Voglio invitare qua i nostri festeggianti per fare l'ultimo momento, come sempre. Rompiamo questo momento di sentimento con un momento di gioia. Tutti i nostri compleanni di questa settimana, presbitero Sandro, presbitero Fabiano, Vittoria, Edilson, Luciana, c'è qualcun altro, no? Ageula, Luciano também, Adriana, e Alex, vieni Alex, grazie Alex, vieni Alex. E anche il fratello Edison, se può venire qua davanti. Il fratello Edison stará viajando questa settimana. Irmão, pode vir aqui na frente, a gente vai orar por você. Você vai estar viajando essa semana. Bene, allora facciamo una preghiera perché Dio possa benedire le loro vite, che Dio possa benedire questo nuovo anno, che possa benedire il ritorno a casa del nostro fratello Edson, che in questo viaggio in Italia ha vissuto nuove esperienze che io spero lo possano accompagnare anche nel suo ritorno in Brasile. Amen. Preghiamo insieme, possiamo stendere le nostre mani verso di loro per benedire le loro vite nel nome di Gesù. Padre, io chiedo questa sera che tu possa visitare la vita di ogni fratello, ogni sorella qua presente, Signore, con le tue migliori benedizioni per un altro anno di vita che hanno compiuto. Io ti chiedo di benedire Alex, Luciana, Sandro, Vittoria, Fabiano e il nostro fratello Edison, Signore, che questo anno possa essere un anno pieno della tua pace, Signore, della salute che viene da te, dell'allegria che viene da te, Signore, della tua presenza.
E ti prego, Signore, che il nostro fratello Edison possa avere un buon ritorno a casa, Signore, guidato da te, che tu possa far sentire, Signore, come è stato predicato stasera, che tu stai camminando al suo lato in ogni momento, in ogni passo che darà nella sua vita, Signore. Io ti prego per ognuno di loro, Signore, benedici le loro vite, benedici le loro case e questo loro nuovo anno, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora facciamo così con le nostre mani perché Dio possa benedire la nostra settimana, la nostra vita. Signore, ti chiediamo, Signore, che le tue migliori benedizioni possano risiedere, Signore, nelle nostre vite, nelle nostre case, Signore. Che la tua ricchezza che viene dal cielo, Signore, possa riempirci, Signore, con il tuo amore, con la tua pace, con la tua unità, Signore, che viene da te. Io ti chiedo, Signore, che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e che lo Spirito Santo di Dio siano con tutta la Chiesa che insieme può dire Amen. Che Dio ci benedica nel nome di Gesù. Questa sera c'è la cucina, quindi non andate via e ricordatevi il foglio delle iscrizioni del nostro corso.